Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo episodio delle lezioni di Kageyama. Allora, in questa lezione tratteremo la tematica dei tagli e delle connessioni. Come comincia Kageyama questo capitolo? Allora, ci fa un piccolo preambolo per concentrarci sul concetto dei fondamentali. Allora, dopo aver raccontato un piccolo aneddoto sulla sua vita personale in cui lui spiega che praticamente, essendo un appassionato di baseball, lui si rendeva conto che forse perché il baseball nel Giappone era poco radicato, nel senso che esisteva da troppo poco tempo rispetto ad esempio all'America, vedeva la grossa differenza che c'è tra i professionisti americani e i professionisti giapponesi, prendendo come esempio appunto i professionisti americani del baseball. Aveva l'impressione che i giapponesi in realtà fossero degli amatori avanzati più che dei veri professionisti. E poi fa anche un altro esempio più vicino a lui, quindi con il sumo, e dice ad esempio nel sumo anche lì si vedono delle grosse differenze tra i professionisti e chi non è ancora professionista. Spiega appunto che i professionisti hanno la mole fisica, mentre uno che ha appena cominciato a fare il sumo ha dalla sua solo la mente e l'intelligenza. Ecco, lui dopo un po' di digressioni dice: nel Go non cambia assolutamente niente. Ci sono i professionisti, che sono quelli che lo fanno per vivere, e gli amatori, che sono quelli che lo fanno per divertirsi. E poi cerca di sviscerare un po' questo concetto: ma cos'è che rende veramente differente un amatore da un professionista? Semplicemente nel modo di pensare alle partite. Tutta questa storia che lui ci racconta sui professionisti e sugli amatori in realtà serve per introdurre il concetto di fondamentali. Lui dice: la vera differenza alla fin fine è che un professionista, per quanto avanti sia riuscito ad andare, ha sempre a mente quali sono i fondamentali. In qualsiasi momento di una partita, come quella che potete vedere ad esempio qui, che è l'esempio su cui lui si concentra per farci capire questo concetto, sarà sempre la differenza sarà sempre dovuta al fatto che un professionista non dimentica mai i fondamentali. E qui ci fa un esempio proprio di questo tipo. Questa è una partita che si è svolta tra due giocatori nono dan ciascuno, e il giorno dopo di questa partita lui ha letto sul giornale specializzato il commento appunto del cronista che stava spiegando questa partita, ed era stato colpito da quello che scrive il cronista quando Nero fa questa mossa qui. Ecco, il cronista dice appunto: dopo questa mossa di Nero è stata decretata in modo assoluto la morte definitiva di Bianco. E che quasi tutti, diciamo, gli amatori avanzati dicevano: sì, ma però questa mossa sembra un po' una mossa un po' piccolina, cioè una mossa che certo va ad uccidere una singola pietra, però qui abbiamo una grandissima cornice di nero e magari avrebbe potuto giocare per esempio su A, perché così facendo lui ha comunque molta influenza qui e questo bianco resta schiacciato, e invece questo nero qui va a creare una rete per queste pietre che non riescono ad entrare qui. Lui l'influenza verso il centro ce l'ha, qui magari riesce a chiudersi e qui riuscirebbe a farsi un territorio veramente ampio, che potrebbe essere addirittura quasi un quarto di tutto il Goban, partendo dal presupposto che questa pietra qui rimanga morta poi alla fine in questo punto. E allora dicono: caspita, un professionista non pensa che forse è meglio fare una mossa del genere? Il punto è che la scelta di questa mossa qui da parte di quel giocatore nono dan, che non è stata appunto A, è stata
in questo punto qui, era dovuto a un principio fondamentale per l'appunto. Allora facciamo un attimo un excursus su come siamo messi a stima di punteggio. Allora, bianco, a una persona che è in grado di contare molto velocemente durante un torneo e stimare i punti, il giocatore appunto che giocò questa pietra qui si rese conto che a questo punto della partita bianco aveva circa 60 punti di territorio, che aggiunti ai 5 punti di comi, stavano utilizzando 5 punti di comi, era già 65, mentre nero aveva circa 15 punti sicuri, sommando quello che poteva venire fuori in questa zona qui e quello che poteva venire fuori in questa zona qui. Gli mancavano quindi 50 punti per andare a colmare il gap che lo divideva da bianco, e questi 50 punti avrebbe dovuto totalizzarli sfruttando questa forma con questo territorio che aveva qui. Togliamo un attimo questa pietra quindi per vedere un attimo la situazione prima della mossa. Quindi aveva pensato che questi punti di gap doveva guadagnarli utilizzando queste pietre in questa zona qui e questa forma, che tutto sommato è una forma abbastanza solida, e di conseguenza avrebbe dovuto totalizzarli qui, perché effettivamente lui si rendeva conto che nonostante avesse molta influenza in questa zona del Goban, bianco in qualche modo sarebbe comunque riuscito a penetrare. Di conseguenza, con buona probabilità, tutti i punti che erano in questo punto del Goban sarebbero andati via via assottigliandosi e non sarebbero stati né di nero né di bianco, però abbiamo detto che bianco era già in vantaggio. Quindi, se appunto agli occhi di un non professionista la mossa migliore potrebbe essere stata gioco qui, così mi consolido e creo ancora un po' di influenza in questa zona centrale del Goban, il nostro giocatore Nonodan ha detto bene, io la gioco qui, decreto la morte di quella pietra che perde tutto il suo agi, ovvero il suo potenziale, mi consolido e qui ho molta influenza, di conseguenza posso chiudermi e andare a farmi i miei famosi 50 punti che mi servono per colmare il mio gap. E quindi poi Kageyama ci spiega anche quale sarebbe stato il problema se nero avesse giocato qui. Bene, se nero avesse giocato qui, allora bianco avrebbe sì potuto cominciare a sfruttare quella pietra lì, giocando rispettivamente in B. La sequenza sarebbe stata verosimilmente questa qui, C, D, E, e bianco sì adesso giocava al posto di nero. Ecco, una forma del genere, che potenzialmente può addirittura vivere, è una forma molto forte nell'angolo, che avrebbe potuto creare del potenziale per andare a distruggere i punti in questa porzione qui del Goban, che era quella che appunto nero aveva valutato come importante per poter colmare il gap. Ecco quindi che se nero anche adesso a questo punto giocasse F, ok, per dire ok, cerco comunque di andarmi a chiudere qui, bianco qui aveva del potenziale. Poi la partita non sappiamo come è andata a finire, però di fatto Kageyama ci sta spiegando proprio questa cosa qui. Cos'è importante fare per primo? Ok? Qual è la parte fondamentale? Allora, la parte fondamentale per questa situazione che è descritta in questa partita che vedete qui è quella che c'è sempre la necessità di controllare il bilanciamento che c'è tra il bianco e il nero, dove questo bilanciamento può essere fatto in due modi. Uno estremamente matematico, ovvero andare a stimare quanto meglio possibile tutti i punti in giro per il Goban, come fanno i professionisti. Oppure, se uno è alle prime armi e ha appena cominciato a giocare, o comunque non è ancora abbastanza abile da contare bene tutti i punti con un colpo d'occhio, semplicemente guardando le forme e giocando sul colore bianco e nero, cercare di capire quanto ben bilanciate sono queste forme, ok?
Allora noi possiamo capire, se noi togliamo le nostre pietre in questo punto, ecco qui, siamo tornati alla situazione di partenza, che se noi guardiamo tutta questa porzione di Gobin, vediamo che il nero ha molta influenza, ok? E già qui cominciamo a introdurre il concetto di influenza. Cosa vuol dire influenza? Influenza significa avere in soldoni molte pietre del proprio colore che dominano, proprio perché sono tante rispetto a quelle dell'avversario, una determinata porzione del Gobin. Ecco, noi vediamo che nero, tra questo gruppo che abbiamo detto essere forte, questo gruppo che abbiamo detto essere abbastanza forte, sta dominando molto questa zona del Gobin. Però c'è una piccola pietruzza bianca qui che un pochino minaccia, no, rompe un po' questo equilibrio. Allora il professionista qui, il nono dan in questione, ha detto: la uccido sul nascere e gioco lì. Perché lui era convinto, ok, avendo completamente distrutto l'agi, quindi il potenziale di questa pietra qui, era convinto che al di là di tutte le mosse che avrebbe potuto far bianco, di tutto quello che sarebbe potuto succedere in questa zona del Gobin, lui si è aggiudicato questo lato qui. Lui chiudendosi probabilmente qui, ripeto, non sappiamo poi questa partita come è andata a finire, ma chiudendosi qui, lui si sarebbe fatto i suoi 50 punti e poi alla fine se la sarebbero giocata sul singolo punto. Però non ci sarebbe più stato questo importante gap. Ecco quindi che, concluso questo esempio, dopo averci di nuovo ribadito che i professionisti non si fanno mai prendere dai nervi, ma mantengono sempre il sangue freddo e riescono con una freddezza quasi robotica a calcolare e a restare impassibili, si dice che appunto quando un principiante o comunque una persona che si è rivolta al mondo del Go e ha cominciato un po' a imparare e crede, magari perché vede che comincia a vincere molte partite consecutivamente, quindi crede di stare a diventare un giocatore un po' più forte di prima, lui dice: ogni volta che provate questa sensazione di essere diventati un po' più bravi, va benissimo, ma fermatevi, fate 3 passi indietro e pensate di nuovo ai fondamentali. Detto questo, fatto questo incipit di questo capitolo, possiamo partire quindi con i tagli e le connessioni. Partiamo con i tagli. Allora, qui Kageyama parte subito lapidario, facendoci questi due esempi. No? Allora ci dice: se è il turno di nero e abbiamo una situazione come questa o come questa, non c'è nessun dubbio. Nero deve tagliare. Non ci sono dubbi in merito a cosa deve fare nero in una situazione del genere. Nero deve tagliare. Il taglio è la principale tattica di base in assoluto nel gioco del Go. Quindi bisogna sempre tagliare, sfruttando quindi sempre i due esempi di prima. E se tocca bianco invece, beh, il taglio e la connessione sono uno l'opposto dell'altro, anzi uno compenetra l'altro. Omote e Urano, come nella spada giapponese c'è Omote e Ura. Se non c'è un taglio c'è una connessione, se c'è una connessione non c'è un taglio. Per cui prima abbiamo detto che se questo era un taglio e toccava nero, di conseguenza se tocca bianco, bianco può chiudere qui, in questo modo qui. O volendo anche in questa posizione qui, creando un Toraguchi perché si protegge il taglio. Vedete? In questa posizione invece, cosa dovrebbe fare bianco? Conviene giocare sempre in questa posizione qui. Perché? Adesso cerco di spiegarvelo. Perché se io invece di giocare qui avessi connesso in modo solido, come abbiamo fatto di qua, o avessi creato sempre un Toraguchi in B, ok, avremmo indebolito questa posizione a valle di un attacco di nero in C. Perché se C giocasse lì e noi andremo a rispondere in D col bianco di nuovo, qui si creerebbe un altro taglio. Per cui se noi questa pietra qui l'avessimo giocata appunto o in B o in A,
qui restava sempre vivo questo taglio, mentre giocandolo in questa posizione automaticamente rinforziamo anche questa posizione perché ci andiamo a proteggere. Qui non è stato necessario fare questa cosa qui, perché se anche qui nero dovesse andare ad attaccarci qui, noi lo blocchiamo analogamente a quello che è successo qui. Però se anche nero ci va a minacciare sul taglio, ecco il famoso taglio di seconda linea, noi basta che facciamo così e quella pietra lì è morta. Kageyama ci dice quindi che il taglio da un lato e la connessione dall'altro sono delle mosse urgenti in qualsiasi momento, sia nelle aperture, quindi nel fuseki, che anche nel medio gioco. Benissimo, espandiamo quindi il concetto con questo nuovo esempio. Un altro concetto fondamentale di cui Kageyama ci parla è di fatto questo dettame: non sondare dove puoi tagliare. Allora, facciamo un passo indietro. Ricordate nelle lezioni che ho fatto sulle lezioni appunto di base, a un certo punto vi ho parlato delle mosse di pip, oppure come le chiamano i giapponesi, nozoki, ovvero sono quelle mosse, ad esempio di nero, che minacciano il taglio, ok, e costringono bianco in questo caso a rispondere. Ok, ecco, Kageyama ci dice per l'appunto, se io posso tagliare non devo fare il pip per poi far connettere bianco e magari poi scendere giù di qua, però dare la possibilità a bianco di creare un gruppo forte. Kageyama ci dice per l'appunto taglia dove puoi tagliare. In una situazione del genere nero non deve pensarci molto, deve mettersi lì e tagliare bianco. Molte volte, soprattutto se un giocatore ancora non è abbastanza pratico e magari sa che sta giocando con un giocatore più forte, teme una risposta, in questo caso di bianco, su A o su B, perché non sa come gestirla poi. Intanto tagliate e lasciate le pietre lì come stanno, poi più avanti si vedrà come sviluppare la situazione. Ecco invece in questo ulteriore esempio Kageyama ci spiega invece un nozoki fatto bene. Allora, in questo caso qui bianco, che ha anche questa pietra in più, questo taglio è protetto, per cui è considerato connesso. Nero non potrà mai giocare lì, perché se nero gioca lì bianco lo cattura subito. Allora qui Kageyama appunto ci dice benissimo, allora qui sì, fate il pip, perché in questo modo qui forzate bianco a connettere. Qui nero allora si va a rinforzare proteggendosi, così si protegge, oltre a proteggersi ulteriormente l'angolo, comincia anche a connettere tutte queste pietre insieme con questa qui. Bianco viene avanti in questo modo e nero qui fa un salto fuori per cominciare a distanziarsi dalla pinza che sta facendo qui bianco per chiuderlo in questa posizione. Ecco quindi in questo caso qui, dopo il pip, dopo il nozoki, bianco ha dovuto connettersi, per cui qui la connessione è stata una cosa dovuta a una minaccia che ha fatto nero. Dove sta qui il fondamentale? In cosa consiste qui il fondamentale? Nell'avere comunque una visione, sempre una visione totale di quello che sta succedendo nel Goban. Bianco alla fine, dopo le nostre mosse, è arrivato qui, ci sta pinzando e noi saltiamo fuori. Diamo comunque la possibilità di liberarci in questa posizione. Introduciamo adesso un'altra parte che agli occhi di Kageyama rendono il Go interessante. Allora facciamo quindi un piccolo esempio introduttivo a questa cosa. Capita quindi alle volte che ad un pip, quindi ad un nozoki del genere, quindi qui oppure in questo caso di qua, minacciamo quel taglio lì e nero si chiude, perché se nero non si chiudesse
prima facesse un tenuki. Tenuki, lo ricordo, è una mossa che va ad ignorare una mossa giocata localmente, quindi qui bianco taglia. Ok, Kageyama ci dice appunto, sembra un dato di fatto questa cosa qui, ti minaccio il taglio e tu ti chiudi, ma non sempre questa cosa è vera. E cosa ci dice quindi Kageyama in questo esempio? Bene, allora tocca bianco e va lì, tocca nero e va qui, tocca bianco e va qui, tocca nero e si crea un ko, lo vedete? Eccolo qui, si crea un ko. E allora adesso bianco cosa fa? Come dicevamo prima, minaccia questo taglio. In un caso del genere, per l'appunto, per nero perdere questo ko serve una perdita immensa in termini di territorio, di influenza, di spessore, e potrebbe addirittura decidere l'intera partita. Per cui per nero è importantissimo chiudere questo ko. Di conseguenza, nonostante una minaccia di un taglio sia una cosa negativa, se bianco minaccia un taglio ma abbiamo una situazione del genere, non è imperativo connettere, come si diceva prima. Nero deve, in un caso del genere, chiudersi il ko. Questo per farci capire che tutti gli assoluti hanno però delle eccezioni, e queste eccezioni devono essere valutate di volta in volta. Ad esempio, in un caso come questo, nonostante ci sia un famoso proverbio del Go che dice che non ci sono mai delle battaglie di Ko all'inizio delle partite, in questo caso che si è formato il Ko era necessario chiuderlo subito per nero. Così si ottiene un altro vantaggio. Se noi facciamo questa mossa, quando ad esempio un bianco inesperto si aspettava che invece di chiudere il Ko noi andassimo qui, bianco lo continuava, noi grosse minacce non ne avevamo e quindi poi bianco, quindi eravamo costretti a fare un tenuki ad esempio, andavamo a chiuderci qui e bianco si chiudeva, questa era una perdita immensa per nero, perché si perdeva tutto l'angolo, perdeva influenza, era una cosa impossibile. Ecco che per connettere tre pietre siamo andati a perdere una grandissima opportunità qui in alto. E allora, per l'appunto, se noi chiudiamo bianco, stringiamo bianco a fare un'altra cosa. Una volta che bianco fa una minaccia, e questo è un po' il principio di tutte le minacce, non solo sul Go, ovvero io ti minaccio, se tu non fai una cosa io te ne faccio un'altra, però se io appunto non faccio la cosa che volevi tu e mi hai minacciato, ne perdi in credibilità se poi non ottemperi a quello che mi avevi promesso. Ecco che noi, chiudendo il Ko quando magari bianco non se l'aspettava, costringiamo bianco a sfruttare questa sua minaccia, perché lui ha detto occhio che io ti taglio, occhio che io ti taglio, credendo che noi andassimo a chiudere lì. E invece noi abbiamo detto ok, tagliami pure e io mi connetto lì. E allora costringiamo bianco a tagliarci. Però un taglio del genere a questo punto della partita è abbastanza ininfluente, perché nero qui ha ancora molto spazio da potersi gestire, perché qui nero può andare su da questa parte qui, e anche se bianco riesce a penetrare, qui nero ha la possibilità di scappare verso il centro, di scappare verso di là, per cui qui le cose sono ancora aperte, è l'inizio della partita. Ok, per cui dobbiamo sempre cercare di bilanciare entrambe le cose. Bene, ma concentriamoci quindi proprio allora sulla famosa minaccia di 1. Adesso qui ho rappresentato solo la parte in alto, a destra. Quindi, cosa succede se il bianco gioca lì? Abbiamo detto era importante chiudere il Ko, però adesso bianco ci ha minacciato e ci ha tagliato. Come dovrebbe rispondere nero? Allora, l'esempio che vi facevo appunto prima potrebbe essere questo.
bianco penetra, nero gioca qui, sicuramente si assicura l'angolo e riesce a vivere sacrificando un po' di questo territorio. Oppure in un caso diverso, se bianco viene su di qua, scusate, nero viene su di qua, allora bianco insiste per andare su, nero lo chiude, bianco non gioca lì perché è il famoso taglio in seconda linea, però può minacciare, scusate, può minacciare lì, bianco chiude, nero chiude, scusate, bianco qui deve proteggere questo taglio e fa così. Cosa succede? Che in questo caso qui nero sacrifica l'angolo, si sacrifica questa pietra, lo riesce a chiudere in modo solido tutta questa parte del goban e mantiene il sente, che abbiamo detto che è una cosa importante. Kageyama ci sta di fatto dicendo che entrambe queste risposte sono dei flop, dei veri e propri flop. Che andiate su di qua o che andiate su di là, state sbagliando tutto quanto. E quindi mina la nostra sicurezza. E ci dice lui quale deve essere la mossa migliore a una risposta di bianco. Ci introduce questo concetto facendoci un esempio. Vediamo per esempio questo schema qui. Questo è un problema per i principianti, viene preso proprio dal manuale dei principianti. Tocca nero a giocare, dove dovrebbe giocare? E se toccasse bianco, dove dovrebbe giocare? È evidente, no? Che se toccasse nero dovrebbe connettersi, ed è altrettanto evidente che se toccasse bianco dovrebbe connettersi. Quindi sembra proprio che la differenza la faccia questo punto qui del goban. Quindi ritorniamo al nostro esempio. Se bianco va lì, quella è la mossa che deve fare nero. In questo caso nero deve bloccare, senza porsi troppe domande, l'avanzata di bianco dentro. I principianti tendono ad evitare queste mosse qui, perché così facendo si creano due tagli. E i principianti cominciano a perdere i nervi, a pensare da che parte comincerà a tagliare bianco. Taglierà di qua e allora io farò colà, taglierà di qua e allora io farò colà. Lui ci assicura che facendo così riusciremo ad ottenere lo stesso risultato che probabilmente saremmo riusciti ad ottenere con i precedenti due schemi, ovvero con la risposta di qua o la risposta di là. Ad esempio, se bianco tagliasse qui, nero allora andrebbe a difendere il taglio dall'altra parte, bianco qui dovrebbe proteggere questa pietra allungandosi e nero andrebbe a mettersi qui. Riuscire ad ottenere un risultato del genere sarebbe meglio dello schema precedente. Riusciamo a capire perché. Il motivo è che rispetto alla posizione precedente, no? Dove noi avevamo risposto e avevamo ottenuto la situazione, quella in cui bianco era tutto connesso, avevamo sacrificato una pietra, per l'appunto questa, e lasciato tutto l'angolo a bianco. In questo caso invece abbiamo fatto in modo di avere ancora un po' di spazio qui da poter eventualmente sfruttare per attaccare. E questa pietra qui, che comunque sta tagliando, cosa che prima non succedeva, e quindi ancora del potenziale che potremmo giocarci eventualmente in un altro momento della partita. Vediamo quindi l'altro caso in cui bianco dovesse tagliare di qua, nero connette, nero ad esempio mette in Atari, nero scende, qui bianco deve chiudere perché altrimenti nero se filtra poi riesce a uscire e dividere quella pietra lì, però poi qui nero
può mettere in attari quelle due pietre e forzarle a connettere e a tagliare lì, minacciando quindi quella pietra. Bianco qui potrebbe minacciare l'attari lì, ma allora nero cattura, quindi qui bianco magari scappa, nero minaccia, bianco scappa, nero va su e quelle due pietre lì sono praticamente morte, perché hanno 2 libertà contro 3 libertà di nero da questa parte qui, per cui un capturing race qui è in vantaggio nero che ha il sente. Proviamo a vedere se bianco invece avesse deciso, riportiamo un attimo la situazione come l'origine, quindi abbiamo detto bianco taglia, nero risponde. Se bianco avesse deciso, invece che mettere in attari questa pietra, di proseguire lì, nero sicuramente la mossa migliore che può fare è quella di minacciare l'uscita. Se bianco chiude, nero va di qua e isola in modo quasi definitivo, perché poi c'ha anche queste pietre qui, questo gruppo da questo, è che qui bianco è isolato dal suo gruppo e deve cercare di vivere e farsi 2 occhi, cosa abbastanza difficile se nero è abbastanza folto in questa zona qui. Bene, quindi per riassumere quanto visto fino adesso, Toshiro Kageyama ci dice una frase che è un po' un dogma, se vogliamo. Lui ci dice che nelle situazioni di combattimento molto chiuse, dove le pietre del nostro avversario sono molto vicine e si toccano tutte, noi dobbiamo tagliare se possiamo e connettere se possiamo. Cioè sono i nostri 2 obiettivi principali. Molte persone danno per scontato questo concetto, nel senso che idealmente tutti i giocatori di Go, anche quelli più in erba, sanno che il fatto di poterci connettere ci dà più forza, di conseguenza il fatto di tagliare toglie forza all'avversario. Però con l'esempio che faremo adesso qui con questa schematica che vi ho riportato qui, andremo oltre ancora questo concetto, che è tipico dei neofiti, questo atteggiamento che andremo ad illustrare in questo momento. Allora, intanto prendiamo atto di alcune forme che vediamo qui. Allora vediamo ad esempio che in questa parte qui del Goban abbiamo il famoso Keima, il salto del cavallo. Qui abbiamo un bianco che fa un salto a 2, un salto a 1 di nero, uno Keima di bianco nella parte sopra. Qui possiamo riconoscere appunto che queste sono le classiche forme di continuità che si traducono in connessioni, ok? Sono tagliabili queste forme qui, sono tagliabili, però danno un certo livello di connessione. Perché? Allora, prendiamo intanto atto di questo. Laddove sopra abbiamo degli esempi appunto di Keima, di Okeima, salto a 2, salto a 1. Nella parte bassa vediamo 2 gruppi di nero e di bianco, con una piccola pietra qui che sta a rappresentare la minaccia che potrebbe fare l'avversario, che anche loro sono separati da delle forme di continuità e che stanno, diciamo, idealmente cominciando a circondare una bella fetta di territorio. Diciamo questa parte bassa qui per il nero e questa parte alta qui per il bianco. Partiamo allora da questo esempio qui. Qui c'è stato un Joseki, il bianco ha minacciato l'angolo, nero si è chiuso e adesso nero ha potenzialmente questo territorio. Cosa succede? Che bianco decide di attaccare nero con questa mossa. Allora, che mossa fareste voi se foste nero? Beh, sarebbe sacrosanto pensare di chiudere qui. E se bianco, scusate, volesse continuare il proprio attacco qui,
che mossa fareste voi? E qui è altrettanto sacrosanto pensare di chiudere lì. Ed ecco che qui Kageyama ci fa fare, per così dire, un esame di coscienza e dice che appunto chiunque avrebbe risposto qui e qui, anche lui reputa che sia sacrosanto fare una risposta del genere, ma poi dice molte persone sono convinte che queste due mosse qui, il vero scopo di queste due mosse sia quello di chiudere bianco per preservare il proprio territorio qui. In realtà lo scopo principale di queste due mosse è semplicemente connettere queste due pietre qui. Per cui bianco minaccia qui un taglio e nero deve preservare la connessione. Bianco qui minaccia un taglio, non minaccia di entrare, minaccia un taglio e nero deve chiudere. Ecco che così facendo abbiamo chiuso, abbiamo connesso le due pietre e certo abbiamo anche un effetto, per così dire, collaterale che consiste nell'aver chiuso il territorio qui. Ma lo scopo principale non è chiudere il territorio, è preservare le due pietre connesse. Perché questa connessione ci darà molta più forza, sarà un investimento molto più importante per quello che potremo portare a casa più avanti nel medio gioco e nel fine partita. Bene, continuiamo quindi con quest'altro esempio. Qui abbiamo allora nero che ha questa forma qui, con un largo salto del cavallo di 3 spazi. Okay? Questa è una forma che è al limite della connettibilità. Ok? Allora, se qui bianco tentasse un'invasione, ad esempio qui, cosa dovrebbe fare nero in questo caso? Beh, nero dovrebbe giocare a contatto in questa posizione, perché così facendo nero si darebbe la possibilità di mantenere connessa questa pietra a queste altre due. Ecco quindi che il maestro Kageyama ci sottolinea l'importanza di tenere connesse le nostre pietre. Però qui ci spiega anche qual è la risposta sbagliata e che spesso quella che molti principianti considerano giusta, perché sono un po' miopi. Qual è questa risposta? Allora noi abbiamo sempre questa situazione, abbiamo sempre il bianco che gioca qui. La risposta media di nero qual è allora? Beh, nero qui vede del potenziale territorio, soprattutto in questa zona qui. E allora nero dice, beh, io a questo punto, visto che bianco mi sta invadendo, corro ai ripari e gioco sia a contatto ma in questo lato qui, perché così nero non entrerà lì. Scusate, bianco non entrerà lì. Bianco cosa fa allora? Si fortifica. Nero qui dice ok, io salto fuori e bianco salta fuori anche lui. Ecco qui Kageyama dice nero ha completamente sbagliato la lettura di questa prima mossa di bianco e sta dimenticando i fondamentali, come si diceva all'inizio della lezione, con quell'aneddoto simpatico sul baseball e sul sumo. I fondamentali prevedono che noi prima di tutto dobbiamo mantenere i nostri gruppi connessi. In questo modo cosa è riuscito a portarsi a casa nero? Certo, forse un po' di territorio qui, però è anche riuscito a farsi dividere questa pietra con questo gruppo che potenzialmente poteva essere forte, mentre bianco è riuscito a dividere, per cui in una situazione d'angolo come questa è in assoluto vantaggio bianco. Per concludere allora questa piccola carrellata iniziale di esempi di tagli, lui ci porta un altro esempio un po' più discorsivo che altro, non molto pratico,
che ci dice: in una situazione del genere, quante volte ci è capitato che bianco ci faccia una mossa così e ci divide queste due pietre qui? Bene, lui ci dice di fatto, per ritornare quindi al concetto dei fondamentali, ci lascia comunque con un monito e ci dice: attenzione però che noi i fondamentali li dobbiamo assimilare a livello, passatemi il termine, muscolare. Lui ci riporta di nuovo un esempio con il baseball. Lui dice: quando i giocatori di baseball vedono la palla che una volta colpita dalla mazza avversaria comincia a volare o a rimbalzare per il campo, non si fermano lì a pensare quanti rimbalzi farà e che traiettoria prenderà. Loro sono talmente bravi, perché ormai hanno giocato talmente tanto tempo, che la palla riescono sempre a intercettarla in pochissimo tempo. Bene, lui ci dice: va benissimo imparare tutte queste cose che sono state dette fino adesso, però è assolutamente vietato pensare che per ogni singola mossa noi dobbiamo dire: allora adesso lui qui ci ha tagliato, per cui visto che ci ha tagliato io devo connettere. Anche perché se non stiamo facendo una partita amichevole, quindi io qui, se non stiamo facendo una partita amichevole ma stiamo facendo un torneo, noi abbiamo un tempo abbastanza limitato, per cui le mosse, se cominciano a essere 200 o 300, che vanno quindi a coprire quasi tutti gli incroci del Goban, perderemo un sacco di tempo. Giocando molto, però con la mente volta a questi principi di base, diverremo sicuramente più forti. Voltiamo quindi pagina rimanendo sempre in questo capitolo e vediamo questo nuovo esempio che ci porta Toshiro Kageyama. Allora qui ci racconta un altro aneddoto attraverso una partita che giocò con un primo Q. Lui era già, Kageyama era già un professionista, ma questo primo Q si pavoneggiava e diceva: non ho mai perso una partita avendo 9 pietre di vantaggio. E Toshiro Kageyama disse: beh, lo vedremo, e allora adesso vi mostrerò con un time lapse la partita come si è svolta e poi proveremo a commentarla. Ed ecco quindi la nostra partita finita con l'89esima pietra giocata da Kageyama. La partita poi è continuata, è finita e ha vinto Kageyama per l'appunto. Il suo spavaldo avversario primo Q ovviamente rimase di stucco. Kageyama sapeva già da questa 89esima mossa, poi ripeto, ce ne sono state altre che hanno portato la partita a concludersi, già qui aveva capito che aveva vinto e l'ha spiegato. Allora dice: per prima cosa ti sei fatto prendere la mano dal fatto che avevi tante pietre di vantaggio, in questo caso erano 9, e tutto quello che hai fatto tu è stato di fatto difenderti cercando di far vivere tutto quanto. E questo primo Q si è concentrato nel cercare di far vivere tutti i singoli gruppi. Alla fine magari anche ce l'ha fatta, però è riuscito ad avere dei territori molto piccoli, vedete? Se invece avesse giocato una partita rilassata normalmente, non dimenticandosi dei concetti fondamentali, probabilmente sarebbe volta in modo diverso. Per seconda cosa, caro studente, hai completamente ignorato il fondamentale del taglio e della connessione. Non è solo una questione di tagli e connessioni solo durante i combattimenti,
come si diceva prima. Sempre questa regola del taglio, della connessione, deve valere quando giochiamo una partita. Guardiamo bene la posizione di questa qui, dell'ultima mossa che ha giocato bianco, della mossa 89. Nero in questa zona qui, in tutta la parte bassa, in tutta la parte destra, nella parte bassa, in questa parte qui, sono tutti gruppi completamente isolati fine a loro stessi, vedete? E a grandi linee possiamo dire al contrario di bianco invece, che tutto sommato, appunto con questa ultima mossa che crea una connessione, bianco laddove nero è tutto sconnesso, bianco invece è tutto connesso. Questo è il motivo perché hai perso, gli disse, ed è un buon esempio di cosa succede quando dimentichi o ignori i fondamentali. Giocando una partita come questa, dove nonostante avessimo anche un vantaggio molto grande, ci si concentra solo su ogni singola pietra, che deve magari anche unirsi alla più vicina, però per cercare di mantenere il proprio giardinetto bello preservato, ci porta ad una fine disastrosa. Tutti i gruppi sono sconnessi tra di loro. Andiamo quindi a concludere la lezione di oggi con questa ultima riflessione. Generalmente quando abbiamo 5 o 6 gruppi isolati di pietre nel Goban stiamo già perdendo, solo con questo semplice concetto. Vi porto un esempio che vale più di 1000 parole e guardiamo appunto questo schema che ho voluto rappresentare qui. Allora, nero ha 3 gruppi isolati con 3 territori isolati A, I e C, quindi con un totale di 25 pietre giocate ha rispettivamente 9, 18 e 27 punti di territorio. Bianco, usando le stesse 25 pietre, quindi nel territorio D, ha circondato 45 punti. Quindi, comparando questo diagramma con la partita finita che abbiamo visto poco fa, dovrebbe essere molto chiaro a questo punto capire perché il giocatore primo Q che giocava con il nero non è riuscito a vincere, perché aveva un sacco di gruppi isolati che circondavano poco spazio. Lui aveva dovuto fare tantissime mosse, quindi giocare tantissime pietre per raccimolare poco spazio. Invece giocando ampio, giocando delle mosse ampie, alla fine il risultato è che bianco è riuscito a circondare molto più territorio. Per avere un riferimento si può notare il gruppo di nero, quindi quello marchiato con la lettera E da questa parte qui, ha circondato sempre con le stesse 25 pietre ben 75 punti di territorio. Magari noi ci siamo andati ad arrovellare il cervello facendo corsi avanzati di Tetsuji, di forme, di vita e di morte, eccetera, ma basta guardare un esempio così semplice e banale per capire l'importanza della connessione. Bene, prima di salutarci vediamo questo ultimissimo esempio che ci fa Kageyama prima di chiudere questo secondo capitolo sulle connessioni e i tagli. Ecco quindi un riassunto di tutto quello che abbiamo detto fino adesso con questo ultimissimo esempio. La situazione è questa: tocca a nero a giocare. Dove deve giocare? Abbiamo detto assolutamente in A. Deve tagliare, senza ombra di dubbio. Tocca a bianco a giocare. Cosa deve fare? Deve connettere. Certo in A, però può fare anche una mossa in B creando un toragucci, oppure una mossa in C proteggendo di fatto quel taglio lì attraverso una rete
che abbiamo visto nel primo capitolo. Ecco, l'ultimo dettame che ci lascia prima di chiudere il capitolo Kageyama è: laddove c'è solo un solo modo per tagliare, ci sono in realtà molti modi per connettere e sta a noi scegliere qual è il più conveniente in quel momento della partita, perché un errore nella connessione ci può costare addirittura la partita. Grazie mille ancora per l'attenzione che avete voluto dedicarmi e ci vediamo alla prossima volta. Arrivederci a tutti.